Partiamo? Benvenuti al secondo Sardinian Summer Clash. Qui è il vostro solito Hendrix. Sono in compagnia del signor antico Raccadeo. Molto piacere. Siamo a San Massi. Ringraziamo la biblioteca di San Massi per questa opportunità e dopo un sacco di peripezie stiamo riuscendo a partire. Ciallonge ci ha abbandonato nel momento del bisogno, quindi faremo la vecchia maniera. Cioè carta con e carboncini e pelli di animale per segnare tutti i punteggi. Stiamo già preparando le prime sfide che andrete a vedere. Prima sfida che sarà un classico per noi. Yosap Sukoif dalla regia. E la mandiamo direttamente nello schermo. E poi abbiamo le altre. Si sente? Come non si sente? Vabbè, ma tanto nello streaming si sentirà, no? Ma speriamo in bene. Allora me lo attacco il... È al massimo. Forse bisogna mettere il coso di nuovo. L'amplificazione del suono. E noi la mettiamo. Però forse si sente con gente dietro. Sì, ma si sentiva di merda. A sinistra. Mi piace la precisione dei nostri nuovi punteggi. È molto bello. Sì, adesso sistemiamo anche un attimino la grafica per partire. Nel mentre diamo anche le indicazioni agli altri ragazzi per andare all'altra postazione. Metti 10% e ciao, 10 dB. Beh dai, abbiamo un po' di più di volume. Ok. Benissimo. Si sente meglio adesso, spero là? Sì, si sente decentemente, qualcuno forse guarderà. Spero non ci sia eco o altre boiate. Ce ne sarà Ok, sicuramente. ma speriamo in bene. Allora, abbiamo Matteo, GNP Coi contro Yosapsu alla regia. Carlo? Non c'è. Tanto abbiamo aspettato soltanto un'ora e mezza per iniziare il torneo. Possiamo aspettare altre 2 ore, no ragazzi? Sta glitchando tutto l'universo, eh? Sta glitchando tutto? Sì. Yosapsu, impostazione. Vai, ti prego. Vai. Vai. Ma sta segnando tutti quelli? Non lo so cosa sta facendo, però fai. Orlando fai. Sono in verticale, eh? Dov'è Carlo, ragazzi? Cioè questi qui sono le teste di serie e questi qui sono così. Magari si sta è emozionato. Elsarin! Trovami Carlo. Io usa PSU, dov'è? Vai in bagno e controlla. Che bello che si sentirà tutto, anche che la gente non c'è, si sentirà. Spero in tagli tattici. Microfoni del cazzo che hanno interferenze. Carlo, dove sei? Porco il demonio. Schiando roba. Non so cosa sia. È questo microfono. Ah, guarda. È il tuo microfono il problema. Non lo so, sta dando problemi. Carlo non c'è. Tieni Andre. Scusa, questa? Ah, la prima la faccio principale? Tieni più di quello. No, io non lo provo. Non lo vedo da nessuna parte. Non lo so. Carlo gay. Ci sarà scritto. Ok. Allora, aspetta, Orlando, aiutami. Sta facendo il girone. Ah, bravissimo, Sì. Tocca a te iniziare. Ok. Allora, Mi sento io da qua? Sì. Ok. Ah, il mio girone è questo.
Non conosco nessuno. Roberto, porca trota. Perché sono diventato Anarik? Era Andrix. Sì. Perché? Titubante, effettivamente. Vai. Ah, perfetto, hai già preso tutto. Ma è solo un girone hai fatto, vero lì? Sì. Ok, perfetto. A scoppio. Inizia a copiarti anche da per farti va benissimo, se vuoi farlo io faccio gli altri due, se sei l'altro io faccio gli altri due. Ne mancano altri due lì. Un'altra penna, guarda. Ma poi è una penna. Vai. Siamo partiti? Nico, ti serve una penna? Oh. Dobbiamo settare i nomi. Sì. Passami i nomi dell'ultima cosa. Ok, siamo partiti. Yozapsu contro Koif. Vediamo un po'. Koif ovviamente sta usando Kazuya. La grafica presto verrà aggiornata. Bisogna che una persona vada Mentre ovviamente i nick. trova fisso. Perfetto. Giocate lì. Con lui, sì. Ok. Yozapsu è la prima volta che sto usando il pad. Normalmente stavo usando sempre la head stick. Mentre ora si sta veramente provando per la prima volta il joystick. Vediamo cosa riuscirà a fare. Wifa. Spallata. Forse si poteva punire. Giù 2. Ottimo pressing da parte di Yozapsu. Si schipa la presa. Giù 2. Slidey. Può punire. Non sfrutta la punizione. Rage per Kazuya. Presa in 2. Viene punita il whip. Grande. Giù 3. Kazuya. Prende a cross them up. Secondo round. Matteo, bello. Ah, non è entrato in controattacco, mi sembra di sì. Run in 2. Breaks sul muro. Avanti 3, launcher. Farà malissimo. Un terzo della vita se ne va così. E il whip, doppio. Avanti 3. Resin 2, si poteva punire. DB4 non si punisce con Resin 2. E il whip, pochissima vita. Blooming di Kazuya. Porta a casa la pagnotta così. Uno pari. Run in 3. Stonehead. Vediamo se riuscirà. Counter il Dragon Uppercut. Non era facilissimo lì. Mamma mia, cosa hai fatto? E il whip. Mamma mia il sidestep. Vediamo se riuscirà a convertire. Ci riesce. Un terzo della vita se ne va così. Homing atomico. Giù 3 dal basso. DF2 il whiffato e il whip. Super, forse pretenziosa. Ottima punizione. 2-1. Un attimo, mi servono i nomi. Vediamo un po'. Si studiano. Ricordiamo che vince chi fa 2 vittorie. Poteva punire, non punisce. B1-2 di Kazuya. In controattacco, fa malissimo. Vediamo se riesce a convertire. Droppa. DB4, ma forse non poteva neanche arrivarci. Mamma mia, cosa ha whiffato. Indietro 1+2. Dragon giù 2. I trick. Counterata la gomitata. 1-0 per Koif. Pensavo giocasse peggio Yozapsu dopo il cambiamento di periferica, invece sta dando molte gioie. Sì. Sì, casuale. C'è un cambio campo. Per qualche strano motivo Yozapsu non si trova in questo campo. Forse non è stato neanche rotto il balcone, forse è troppo stretto per lo stile di gioco di Yozapsu, ma vediamo un po'. Non è la prima volta che i due si incontrano, però è sempre stato in sordina, non è mai stato mostrato nello streaming, negli scorsi tornei. Nel frattempo, in questo momento si stanno giocando Mauo contro alcune nuove wildcard e Elsarin contro The Dutter. Peccato non poterlo mostrare.
Comunque vediamo, torniamo nel main event. Demon compresa a mezz'aria, Soned. E il whip. Ah, pensavo fosse safe. B1-2. Resin 2. Poteva fare di più. Oh, schippa la prima, l'ha presa la standard. Non entra il Godfist. Wow, presa a mezz'aria. Ed è un po' più easy Yosapsu per poter campare un po' di più. Ottimo spacing dei due. Yeah. Dove ha preso quel calcione. E il whip. Calcione che prende anche a casa. È stato Demon. Forse finisce qui. Stonehead finale. Perfect. Mamma mia. La prepotenza e amore. Si studiano. Mamma mia questo calcione. Ha la mira assistita quel calcione. È in botto per un calcio. Come counter lì. Yosapsu deve giocare come sta giocando la prima partita. Mamma mia, Dragon Uppercut. Stonehead non la skippa ancora la speciale. White standing. Spallato. Non counter, cioè non punisce. Può punire, va bene la spazzata. Entra la combo. Non benissimo. Non si sa come è entrato tutto quello. Giù 2. Rage Drive. Mamma mia. Shock Slam aerea, che piace un po' a tutti. Goif vince 2-0. Però Yosapsu si è saputo difendere. Non me l'aspettavo così performante, sinceramente. B1-2 di Katsuya. Evo Moment. Che cosa ci metti qui per dire che vince il test? 1, 2, ok, perfetto. Ok, qual è la prossima partita? Bueno, se mi fai anche le altre, sei un grande. Devi risparmiare la cosa. Qual è il prossimo round? Lasciamo... Adesso dovrebbe esserci... Ah, vediamo comunque dietro una telecamerina alcune new entry, cioè Roberto. Allora, Sì, no, passano 3 tipo, ci sono casino. dovresti giocare tu, lo fai. Ho capito, ne passano 3. Lo fai dopo. Che- Yoshi contro Roberto. Yoshi contro Roberto, si preparino. Yoshi contro Roberto. Non sei tu, quindi devi andare tu comunque. Ah, Yoshi lo so chi è. È lui. È lui. Esatto. Yoshi è il player 1, Attenzione, Yoshi H, mettiamo come nick? O Yoshi va bene? Ok. Numeracci comunque. Ci sono 2 new entry. Adesso vi vedrete Roberto che c'era lo scorso torneo fra gli spettatori e qualcuno potrebbe lanciargli un piatto in testa per non aver partecipato. Assolutamente sì. Sono uno di quelli. Ma controlli se si sente un minimo l'audio. Chiediamo agli spettatori davanti alla TV se si sente l'audio. Io lo sento. Senti la nostra voce. Ma lo senti in te? Sì, sì. Perché lo senti? Spettatori vaganti che non rispondono, grazie lo stesso. Oi. Penso siamo troppi. Siamo troppi, non fa. 2-0 per Death. Se vuoi può rimanere Death o Esarin e gli fai fare le altre cose. Nel frattempo abbiamo anche la vittoria di Maurizio, mentre qui lagga un po' il video, beh, bei momenti. Matteo, da quella parte. Lei là, è là. Non lo so. Fagli fare tutte le partite. Ovviamente Roberto penso stia usando Katarina. Roberto Katarina e Yoshi sta dando Bob.
Vediamo cosa riuscirà a fare. L'emozione del primo torneo anche, ricordiamo. Schifa la presa. L'hop kick non entra. L'ultimo è alto. Non la schiva. Spazzata, prende across the map. Spazzata. Mamma mia, la punisce benissimo. C'è il muro. Vediamo se ottimizza. Presa speciale sul muro, non entra. Quarto. È messo male. Roberto. Spazzata che è entrata. Attenzione. Farà malissimo. Troppo all'ultimo. Ginocchiata. Sono ancora vivi. No. Casa chop. Fa malissimo. Già uno slow in questa partita. L'hop kick ha preso. Ha tracciato l'universo. Boom. Un terzo della vita. Può ottimizzare al muro. Fa così. Un terzo di vita. Presa al muro speciale. Presa speciale direttamente. Spazzata. Odore di perfect nell'aria. Manciata. Unsafe da 12. Perfect. Da 15? Dalla regia mi dicono 15 frame la panciata. Entra l'universo. Io sto punendo con Kazumi sempre con la docker come un tonno, mi stai dicendo? Che imbarazzo. Vabbè. Ottimo poking di Yoshi. Sembra voler restituire il perfect. Mamma mia cosa ha mangiato qua. Forse era una pizza di spazzata, altrimenti l'ha mangiato di prepotenza. Già in rage. Katarina. 4 calcioni. Mamma mia. Yoshi dà gioie. Attenzione. 2 wildcard nuove. Medi. Cancer is coming. E il whip di Bob. Dolphin dive. Si va proprio Tekken 2. Sta chiamando. Hai cambiato il gioco, ragazzi. Mamma mia. La stance lo fa andare avantissimo. Spazzata bassa dopo quello. Può convertire, non ci riesce. Kate chop. È in rage Bob. Mamma mia. Chop di nuovo, karate chop. Vediamo. Rage dive. Presa normale mi è sembrata. E finisce così. 2 pari. Però. Incredibile. Mamma mia cosa ha mangiato. Ha mangiato un imparabile. 3 calcioni. Si studiano. Wayne standing 2. 2-2. No 2-1. Una metà di vita se ne va. Sì. L'ho fatto la prima volta e poi non sto cagato. È una gatta da pelare questa Katarina, Hendrix. Sì, è il cancro, devi avere tipo il radio per campare. In tasca. Su Great. Mamma mia, questa partita io non respiro a momenti perché è troppo eccitante, troppo. C'è anche caldo, mamma mia, le coronarie mi stanno già partendo ed è solo la seconda partita. Vediamo un po'. Vi ricordo che alla seconda, attenzione, il lag offline ci piace un po' a tutti. Non è più dritta. La scheda di spedizione che ricordiamo bisogna farci alcuni sacrifici umani per farla girare bene. Adesso non sono stati fatti adeguatamente. Comunque, nel frattempo, Roberto porta a casa il primo round. Ok. Cosa? Resident Evil 2 di Katarina che non avevo mai visto. Ricordiamo che Bob non ha dei way standing decenti, però cerca di fare quello che può. Un po' di poking ignorante. Presa speciale. Ricordiamo Launcher. Vediamo cosa riuscirà a fare. No, troppo a mezz'aria, peccato. Chop. Karate chop. Là là. Spazzata a prendere cos'è map. Attenzione, un Rising End. Attenzione, speciale di nuovo. Non ci credo. Grande presa normale. E finisce così, uno pari. L'emozione della diretta, attenzione. Beh, non so come definire quel colpo. Non ho mai visto questo colpo di Katarina in vita mia, però è entrato. Ed è anche abbastanza ignorante da togliere un terzo di barra. Spazzata. Hop kick non entra. Ottimo poking di Yoshi. Ginocchiata. Al muro. Può ottimizzare. Mamma mia, ottimizza benissimo. Giù 3-3. Presa la spazzata che toglie ecosistemi. Email a rada subitissimo. Cioè, Katarina ho capito che per persone, cioè, come dire, per imparare a giocare, però i danni sono un po' sbagliati dalla rete, mi dicono, È una postazione libera. Io penso che premere cerchio non lo so.
Ha delle sue difficoltà, mi capisci? È una cosa molto tecnica. C'è molto tecnica, sì sì. Per fare un campo ho un solo dito della mano. Schifa la spazzata. Non fa la fanciata. Bel giocata. Ricordiamo il DF2 di Bob non è come il DF2 di Paul, che hanno buffato ai limiti di indecenza. Presa speciale in corsa. Ok. Mamma mia, la palmata. Spacca alti. Un terzo della vita se ne va. Cosa è successo? L'obesità dilagante non è riuscita ad entrare nel basso. Ci è piaciuto. Pum pum. I danni. Saltando con neutral. Non ci credo. Attenzione. Ok, numeracci. Roberto, porta a casa la pagnotta. Questa sì è stata la mia partita fino adesso. Però a un livello abbastanza alto. Non me l'aspettavo da 2 wildcard. Le gioie. Vera gioia, ragazzi, Le soprattutto coronarie. quando le persone Questi sono vengono i da bei fuori, nabbi di fa una ancora più piacere. Sì. Ah. Mio Dio. Vediamo la prossima partita. Aspettiamo con ansia. No, ma non importa il punteggio, perché ci sono i Sono bei momenti. Voglio fare una intervista subito a Roberto. Roberto, mi chiedono da regia perché non hai usato il main. Era un riscaldamento a Catarina? Ok. Ok. Mamma mia. postazioni di qua. L'ultima penso. Vai nell'ultima, sì. Nella seconda? Poi adesso vediamo che funziona qui. Edo, perfetto. Edo Sciola deve giocare, attenzione. Dove 21 io? Vecchie glorie incoming, signori. Quello che deve giocare molto spesso dove deve giocare? Io Edo al player 1, Giobbe al player 2. No, è girone. No, il televisore non credo abbia sortito il suo effetto sperato, te lo dico, eh. Guarda da quella parte. No, dico da qua. Anche da quella. Ecco qua. Attenzione, zio Edo contro Giobbe 21. Giobbe 21 è nuovo, però zio Edo è una vecchia gloria. Ricordiamo Zio Edo, unico Kuma player della Sardegna. Ehi, ti piace. Zio Edo che avrà il suo magnifico Kuma. Un po' nerfato dall'ultimo aggiornamento, però dà ancora le sue gioie. C'è una postazione libera. No, 2-1. No. C'era uno che deve giocare molto spesso. Dov'è? Quello lì? Non era un altro? Lo tengo io perché quello sono qua. Lui deve giocare, quello lì. Visto. Devi giocare con quel ragazzo, Lion. Sì. Qua. Vediamo. Zio Edo. Venite a dirmi il risultato dopo, Robby hai fatto 2-0 o 2-1? 2-0, 2-0 ha fatto. solo vincere e perdere. Ah, cos'è il numero? Ah, il numero... Ah, ok. L'uno è il player a sinistra. Ah, bello. Ci sono dei problemi col joystick? Non mi sento più. Mi sento basso. Porco Claire, credo. Non lo so. Adesso io mi sento. Mi senti? Oh, Carlo! Mi senti? Oh. Non farmi spaventare. Ah, ok. Comunque vediamo. Giobbe sta usando Fang. Mashup che non si è visto molto nei nostri tornei. Stiamo riuscendo a streamare personaggi, persone più che altro, che non si vedono spesso. Punisce lo spin kick. Culata di indignazione probabilmente. Ok,
Mamma mia, farà malissimo questa combo. No, droppa! L'emozione non ha voce. Cerca Tony nel bagnasciuga. Aia. Scorpion kick. Vediamo se Edo, beniamino del pubblico, riuscirà a portare a casa il round. Aia, spallate. I danni onesti di Feng, mi dicono dalla regia. What a block, non punisce, da super. Non punisce di nuovo. Non ci credo uno pari. Non è mai, in Tekken 7 non è detto chi vince, anche all'ultimo momento. Mamma mia, doppio Sabaki. Spazzata, doppia spazzata. Il campo, vedete, come potete vedere, senza muri, quindi vi potrò fare ottimo spacing. Joppe sta giocando veramente in modo abbastanza interessante. Alcune mosse le sta usando veramente bene. Come tech trap. Droppa di nuovo. E il whip non punisce. 2 cartoni. Super. Forse gli basta. Sì, gli basta. Torno time. 2-1. Non è ancora finita. Se tutte le partite sono così, cioè veramente mi serve un'ambulanza pronta. West ending. Spazzata. Allora, punisce con una presa, ci sta. Il whip. 3 cartoni non entrano. Si può sempre punire la culata. Non punisce la culata, ottimo. Uno di vita. 23. What a block. Di nuovo. Mamma mia. No, è così, c'è. È un frigo con i peli praticamente, quindi prende anche di lato se si impegna. 1-0 per Zio Edo. Vediamo se ci sarà un cambio campo. No, non sembra non esserci cambio campo. Vediamo una panoramica dei giocatori anche. Di nuovo poking. Riesce a raggiungerlo. Ha le gambe corte ma le braccia lunghe. Dropkick di Kuma. Non si vede molto spesso. Hop kick. Ha droppato, ha whiffato tutto. Inizio della combo da 10, non va. Ollè. Sculata che toglie ecosistemi. 1-0 per Edo. Questo è un basso. Corre. Mi chiedo perché questo vestito che non dà giustizia a Kuma, che adesso è un personaggio veramente valido. Droppa di nuovo la combo. Edo sta droppando tutto l'universo. Avrebbe già vinto già 2 round così. 2-0 per Edo, me lo sono perso. Spazzata, non punisce. Olè. Ok, per mettere tutto, 2-0 per Edo. Edo ha cambiato marcia nella seconda partita. Ben giocata. Chiedo alla regia a Edo perché stavi droppando così tanto. Bello. Ok. L'emozione. Diciamo l'emozione. A chi tocca? DVZ39 alla postazione, grazie. Contro chi è DVZ la compagnia? Elsarin! Attenzione! Non assomiglia a Elsarin. Grazie. Cosa? Ok. Però che state anche giocando, io sono proprio immerso nel cosa. Attenzione signori, Elsarin, che nello scorso torneo è arrivato forse penultimo. Però era un torneo abbastanza pesante con pro della Sardegna. Veramente, non c'era nessuna wildcard difficile, era proprio entrato per vedere il livello. Ora si sarà allenato un po' in questo mese. 2 postazioni libere.
Lion, tu penso che rigiochi comunque. Penso che rigiochi comunque adesso. Ci sono problemi con le periferiche un attimo. Ragazzi, per vedere questo squesco c'è l'altra TV se volete. Ah, ok. Disco ha vinto con Lion. Ok. Quindi Lion lo facciamo rigiocare di brutto adesso. Come fa giocare tutto Lion secondo me? Come fa giocare tutto Lion? no, mischiretto, tutto di fila. Se no, non ha tempo. Ok. Elsanin DVZ39. Sono cambiati i nomi. Elsanin sta usando sicuramente Lily. Disco, il player 1, ha perso con Mau perché 2 Mau ha vinto lui. Mi viene facile da leggere, non lo so perché. Non so perché, ma Elsanin e Lily. i clienti possono sapere Ci siamo un attimo incasinati. per cosa. Sono due postazioni liberi. Sì. No. Comunque Elsarin e Lily, signori, e Katsuya e DVZ. Spazzata, water block, ottima punizione. Ah, non è più Tech Tag 2, peccato. Qui deve essere un giocatore di vecchia data che non si è aggiornato a Tekken 7. Ha i danni. Trottolino amoroso. Pentel perfect. Hadoken. Spazzata, Elsarin deve riuscire a recuperare. Un calcio di Chuck Norris nel collo di schiena. Non ha fatto benissimo. Ha fatto malissimo. Demon. Ottimo launcher. Dragon Kick. Ottima punizione. Elsarin deve giocare un po' più easy. Bello sidestep. Boom. Spazzate. Può punire, non punisce. Non punisce neanche la presa. Ottimo poking. Vediamo cosa riuscirà a fare. Sono 4. 3-1. Attenzione, attacca la presa. Farà malissimo. Elsarin deve riuscire a uscirne. Super. Non so se basta. E invece basta. Attenzione. Trottolino amoroso. Ce la fa così. Uno pari. Nuova scuola contro vecchia scuola. Entrambi devono adeguarsi a una nuova meccanica sicuramente. E il whip che ha preso across the map. Mamma mia, non converte la combo. Presa laterale, presa proprio lì a mezz'aria momenti. Vediamo, Elsarin deve uscire la super di nuovo. Sta campando solo i super Elsarin, non credo che basti. Uno di vita. DVZ non riesce ad rialzarsi, peccato. Elsarin sta campando di super. Sa quando piazzarle, non è da tutti. 3-1. Demon di nuovo. Drabbit spazzata. Mentalmente se n'è già andata. Può punire, non punisce. Troppo in basso. Purtroppo non è più quella lì la combo. È il whip. Vecchia scuola. Che contro il Demon. Ottima punizione. No, non riesce a ottimizzare il launcher. Super, forse pretenzioso. Ottimo. 4, forse. Presa. 2 pari. Incredibile. Il signor DVZ si vede che gioca da Tekken, ha giocato a Tekken 2 o almeno a Tekken 6. Da come gioca. 3-1. Ancora dropkick basso. Drabbit troppo lontano. Ottimo block. 3-1 per punire. Dropkick ritardato. Vediamo se converte. Può farcela. La converte. Farà malissimo. Col carry, via. 3-1. Vince così Elsarin. 1-0 Elsarin. Numeracci. Rivincita. Peccato che DVZ non possa ottimizzare le combo perché non le conosce. Però forse gli avrebbe dato almeno la vittoria probabilmente. C'è un paio di meccaniche nuove. Vediamo se riuscirà a campare a, diciamo, a risettarsi. Praticamente è come se togliesse una combo facendo il doppio della fatica. Ci si accontenta. 2 terzi se ne sono già andati. Elsarin non riesce a uscire da questo poking. Tenta il perfect e ci riesce. DVZ, così. Demon. Dropkick basso. DF3, metà vita se ne va così. Trade magico.
Là là. Spazzata 1 e spazzata 2. Sigilla così il round, abbastanza easy. 1-1. Sembra proprio una vittoria schiacciante per l'uno o per l'altro. C'è questa alternanza da sempre. In Tekken molto spesso succede. È difficile, interessante. a meno che uno non sia veramente probabilmente inferiore o superiore, vedere un 3-0 secco, no? Sì, sì. Ma c'è una dominazione, vedi, ho tutta la barra, sono sempre così perfette. Sì. Oh, situazioni interessanti. Qui Piston. Ah, peccato. Ottimo whiff. Beta all'universo. E qui non para alto. La batte avanti 4. Hai fatto Femini quel calcione. 3-1, ha tracciato l'universo. Whiff l'ha presa, Twin Piston, però Adesso può fare male, whiffa, sbaglia. Vediamo un po'. Hanno poco capito entrambi. Trottolino amoroso, non entra, peccato. Vicenza in 2-0. Non me l'aspettavo. Avesse così tanti problemi essere con un giocatore così retro, però così. Ah, ricordiamo che siamo che back to retro di Samar. Beh, certo. Quindi back to retro. Giocatori retro. Vince Elsarin. Aspetta. Allora. Di F1 a scoppio devi fare. Allora, mandiamo in streaming direttamente di nuovo. Ci mandiamo Yoshi, dai, che così poi ci riguardiamo anche le sue partite. Ok. E lo facciamo giocare contro Pucci, così ci guardiamo una sfida tra amici. Ah, tocca Gini. Yoshi contro Pucci. Allora, Pucci player 2, grazie. Sì, comunque se faccio tutto lo streaming mi perdo stamina a scoppio, te lo dico, Sta succedendo qualcosa? Sta andando un po' a scatti. Minchia, veramente questo. Oh! Se la tocchi nel momento. Ah, minchia. Ok. Ha vinto Detto contro chi stava sfidando, No. Yoshi contro Pucci. Yoshi ha un wildcard. Det ha vinto. Sei mutato, Ma com'è possibile? Non lo so perché. Farlocco, forse muti a me. Cosa c'è? No. Sì, Ma tu se stai la mutando a postazione è me? libera, vai. La. Stai mutando a me? Ah, allora, boh, a caso. Comunque, vediamo un po'. Yoshi ha cambiato PG. Super pretenziosa. I denti nel cervello non fanno molto bene. Bellissimo. I danni. Sembra di vedere un Saint in miniatura. Forse un po' troppo pretenzioso come esempio, però. Oh. Damage City. No, non sfrutta DB2 al muro. Peccato. I trick. Aia. Era una super, ma vediamo invece la morte al rallentatore. Ma che la telecamera si incasina, bello. Onesto. I danni. Mi dicono che questo scaldabagno tolga poco. Vediamo, deve riuscire a fare del poking veramente pressante, altrimenti non riesce a uscire. Steve. Pucci, vediamo cosa si inventa. Aia, una palmata nei denti. Super, forse entra. Ed entra così. Gli farà malissimo, 50% della vita probabilmente. Aia, mi sa di sì. Punish da 10. Vuole fare la super. No, l'ha tracciato nel sidestep. 3-0 per Yoshi. Una possessione di ancora libera.
sono loro? Ah, è vero. Ma come autonomi proprio? Gliel'ho detto prima, ma non li ho chiamati autonomamente. Bellissimo. Ok. Vediamo Pucci, forse adesso ha una marcia in più. Vediamo se riesce a... Ah, no, non riesce a convertire. Uno sei tu, Lion. Sì. Vediamo. Pucci potrà forse... No, la super così random non è mai un'ottima idea. Mi chiedo se l'ha voluta più che altro. Vediamo. Giù due di Jack 7 che prende a un altro continente a momenti. I danni. Attenzione. Non sfrutta la presa Launcher. Schiva tutto l'universo. Schiva un altro DB. Uno. Di nuovo. Ah, Resin 4. Qui Yoshi ha già fatto vedere che sa usare anche Bob. Però va bene anche con Jack 7. Qui fa tutto l'universo, presa. Combo non abbastanza obesa. Pugno caricato. I trick non vengono però ottimizzati. I danni. Presa la schippa. La presa, la rischippa. La spallata per dire no. Ma che caspio di sidestep è successo lì? Ah, peccato, in rage adesso. La super penso che sia fatta per sbaglio tutte le volte. Però è alta. What a sidestep. Non so se basterà. Pucci non si vuole arrendere. Non si vuole arrendere, tete i trick. Non bastano. Invece sì. Un round, almeno lo porta a casa. I mattoni vengono costruiti, caspio. Mattone per mattone. Non volevo essere volgare, quindi ho cercato di evitare, diciamo così. Metà vita, così. Yoshi vuole far vedere chi comanda. Il muro. Non ottimizza. La super è fatta di nuovo a caso, probabilmente. Però è safe, però è alta. Medi. Sente il pressing, ma c'è troppa poca vita per fare pressing. Per fare gli trick. Mamma mia che counteraggio. Di nuovo. Mamma mia di nuovo. Sente l'eroismo. No, Sprinky con rallentatore. Peccato. Yoshi 2-0. L'eroismo non è bastato. Ok. È il momento adesso di mandare in streaming. Vediamo dov'è Yosa PSU. Perfetto. Vai a cercare Jundel e Jundel. venite a sedervi. Jundel alla cassa, Jundel alla cassa. Jundel. Jundel. Non mi, guarda, mi sente benissimo perché è a fianco alle casse. Jundel. Luca. Io. Già lo sentiamo noi. Là. Qua. Jundel contro Yosapsu, attenzione. Un'ottima sfida. Andiamo subito ad È vero. editare la grafica. Tu ti senti più di me probabilmente. Si sente più lui di me, vero? Sì, mi sento... Si sente più... Articola si sente più di me. Non si sente un cazzo. Si sente male. Bene. Rispetto al gioco? O perché c'è il casino intorno? Ah, ok. Beh, ovviamente quando c'è il rumore ci vogliono delle casse grosse. Sì. Vabbè. Bene, che sfida stiamo andando a guardare? Yosapsu con Dragunov col pad contro Jundel che ha dato molte gioie nello scorso torneo, è arrivato anche quinto. Buttando fuori il signor Koif, quindi mica pizza e fichi. Mica, cioè, numeracci. Io non sto seguendo le altre fasi del torneo, ma penso che i big stanno
fabbricando. Molto pesante. C'è Coca-Cola per i cristi? Ah, grazie. Ah. Josapsuk Dragunov, Jundel Bob. Una sfida, la sfida delle sfide praticamente. Vediamo se Josapsu riesce a punire bene. Faccione vispe. Sembra button check. E invece E stanno invece no. giocando. Giù 2. Attenzione Yosapsu. Mamma mia. Mangiatore di bassi. Cioè mangiatore di alti, di tutto. E l'obeso invece lui dovrebbe essere, invece no. Power Crash non entra. Si studiano. DF2 mangiato dalla panciata. La pancia di Bob ha una bocca tutta sua. Mamma mia, schiva la preda al speciale. No, adesso no. Pum pum. Ah, giù 3. Vediamo un po'. La presa, cioè la panciata, fa i numeri. Urani 2. No, ha fatto 22, la presa, non la schippa. Boom. Ottimo, deve uscire dall'angolo. Bello, rallenta il terzo, non se l'aspetta. Running 3 che prende da tutte le altezze. Vediamo un po'. Rising 3, Rising 2 volevo dire. Rising 2! Per una volta un Rising di Bob, Tetra Super, forse finisce qua. Vediamo un po'. Non è ancora detto, forse sì però, l'obesità dilagante. E basta così. Mamma mia. L'obesità volante qualcuno potrebbe dire. Qui fa la panciata. DF2, mamma mia questa panciata. Lo stomaco è così grande che ha sviluppato tutta una sua voglia di mangiare qualcosa. E sta sempre mangiando tutto, caspio, caspio. Gomitata, mangiata, schippa la presa. Deve fare i numeracci, running 2. Slidey. Schiva la presa, Rising 2. Non entrava, troppo pretenzioso. Schippa la presa speciale. Yosapsu deve fare l'eroe. È chiamato l'eroismo. Ricky che il whip non punisce un Rising 2. Un medio. Non ci credo. Gli tocca il pube con la testa, ma non basta. Sentiamo dalla regia un attimo di salt moment. Però era un po' sbagliato dalla regia, me lo dicono. No, ha mangiato un medio, arbitro, cioè, che schifo. Lezzo, in mail a rada, subito. Che schifo. Non si possono sentire certe cose, Sì. Mamma mia. Cosa ha mangiato quel Mizzagaro? È obeso, c'è un motivo, ora si sa perché. Perché mangia cose A che me non di deve faccia mangiare. ricorda Simone, Simone è cleverissimo. Certo. No, ma come? quello è lui. Simo, se guardai questo video io non mi associo. Ma mica è un insulto. Non ho capito. È come dire che assomiglia a Lucky Claw È praticamente. anche biondo, cazzo. Il cleverissimo è biondo, non ho capito. No, dico lui, è anche un figo, è biondo. Ah, E poi, l'abbiamo visto anche magro, non è male. onesto. Ok, è il whip, vediamo se riesce a uscirne. Il whip fatta la gomitata. Mamma mia, alto dal sudore. Peccato. Malissimo. Un Rising che è di utile di Bob, chi ci crede? Rising 2 che non entra. La panciata, un terzo della vita se ne va così, è il whip. Sconfigge la gravità, no! Wasp al muro. Panciata, poteva punire, non fa nulla. È un po' sotto pressione adesso Yosapsu. Deve cercare almeno di entrare in top 8. Panciata, ovviamente viene punita. Free kick di un obeso. Mi scusi. PSU. Yosapsu PSU. Ci avevo 9 ore a dirlo adesso. 2-0 comunque per questo Bob, che è molto solido. Sì. L'abbiamo visto anche nello scorso torneo che ha fatto veramente i numeri. Arrivando quinto.
Buttando fuori però vecchia maniera, però. Mangia giù 2. Boom. Schippa la presa. Giundere sul pezzo. Giù 2, dove l'ha visto? Rising. No, mangia l'Armored. E ancora uno di vita. No, Wi-Fi avanti 4. Io sono più pretenzioso qui. Peccato. Più easy, più easy. Dicono da regia che nelle postazioni si è venuto a creare un microclima tropicale. A chi tocca? Luca. Dov'è Luca? Luca. Luca contro chi? Nelle altre postazioni Luca contro Flavio. Ok. Chi è quella bella? E di qua adesso vado io a sedermi. Ah, però. È l'ultimo del girone che devi fare contro Lion. Ok. Ragazzi, ora vedrete Lion, che è un altro giocatore che purtroppo per questione di tempo doveva fare subito le partite. Vediamo, e dovrà giocare il nostro secondo commentatore, quindi che ha dato gioia nello scorso torneo, mettendo in difficoltà Death Hunter, gente di livello di Death Hunter, non mica pizza e fichi di nuovo. Sì. Sì. Dov'è Lion? Attenzione ai cavi, eh. Ah, cameralo. Quello. No, ma i miei dove sono? Dammi quello. Non credo che sia... non so di chi sia. Attenzione, vediamo Death Hunter e Renzo indietro. Anziché e Lion. Salutate il pubblico. Cosa? Sì. Dai, appena tocca, cioè ritorna lui, sì. Per qualcuno forse vedere Anzico Accadeo che gioca a Tekken è una blasfemia, è un insulto, però sta dando gioie, signori. Passate al lato scuro delle gocciole. Abbiamo il lato scuro, capisciamo. Sì, vabbè. Casini. Vediamo un po'. Siamo partiti. Bisogna aggiornare i nomi. Vediamo un po'. Ah, no, sono già messi i nomi, tra l'altro. Sta glitchando un po', ok. Druega con una Kuma, attenzione. L'emozione non ha voce. Stringete, portate, nascondete i bambini. Ci saranno delle scene brutte. Ricordiamo che questo torneo è bannata a Elisa per questioni economiche e burocratiche. Anche perché non vogliamo avere il cancro, per un certo motivo. Così. C'è stato un momento. Questa è la prima volta che Druega usa Akuma in Tekken 7. Normalmente usa un altro PG. Attenzione. Spacing. Mamma mia cartoni. Hadouken. Qualcosa mi dice che non esiste il sidestep per Jin. Lion è uno di nuovo di Samassi, signori, che è venuto da poco. Vedrete come gioca, perché ha giocato già tutte le sue partite. Su una kick di Akuma. Ouch. I dannoni. Ok. Spattate di Akuma. Pallona. Mi brucia la mezza barra. L'ha presa. Vediamo cosa riuscirà a fare Lion. Penso che sia forse la prima volta che gioca a Tekken 7, però bisogna, da qualche parte bisogna pure iniziare. Hadouken. Poteva succedere delle cosacce. Resin 1. Cosacce? Mi scusi. Ho lucita, è Dante d'accordo. Mamma mia! Qualcuno ha detto Twin Piston, io ho sentito Twin Piston con quei colpi. Corre sul nulla, però ci piace. Shoryu doppio. I dannoni. Tatsu e Shoryuken 1-0 per Druega. Easy busy. Il vincente no.
Sì. Attenzione Lion, vediamo se vorrà cambiare PG. Katarina, Lion, così dalla regia, David Jean, personaggi facilissimi da usare. È il primo che devi imparare se non sai giocare. Chi ha vinto? Contro Pucci, giusto? Chi? Ce n'è una libera di postazione. Ok. Di nuovo Lion prende David Jean. Vediamo se migliorerà la situazione. Hadouken. Wita l'ha presa, nice. DF1, aia. Sta facendo pressing, farà malissimo. Calcione. David Jean che torna anche indietro, evita un paio di colpi. Fucking da uno. Presa, non viene skippata, tutte e due in rage. Vediamo cosa riuscirà a fare. Mamma mia! Perché dentro alle ali rosa non lo sapremo, però va bene così. Meglio non saperlo, amico della regia. Hadouken. I danni. Senza barra, arbitro. Va bene, hai ragione tu, arbitro. Attenzione! Brucia la barra, non connette. Punish da 10, poteva fare entrare anche 1-2, ma va bene così. Per felicità, c'è anche caldo, ha senso. Schippa la presa. Mamma mia, brucia un medio. Sarebbe bello. Il danno, ok. Yoshi, sì, Shoryuken piccolo. Cioè, veloce. Punish da 10. Ma questo cartone è troppo grave, è pipista. Cioè, veramente. What a sidestep, schippa la presa. Cioè, arbitro, cioè. Vabbè, Arala, please. Ah, vabbè, ha senso. Però mi sembra un lanciare sgravo. Ah, vabbè, allora lo perdoniamo, dai. Ci piace. Attenzione, Hadouken sgravissimo! I danni, se quelli sono 60. Tatsu! Super! Gli arriva uno Shoryuken nell'occhio. Non gli ha fatto benissimo. Dalla regia dicono di no. 2-0. Lion, non so se credo abbia, non so i suoi risultati, però va bene così. L'abbiamo già segnata, credo. Non è contro Pucci? Già segni? Contro? No, non eri contro. Eri contro il no, non era nel nostro girone, Luca sei. Che sei contro Luca? Allora sì, è giusto. Ok, quanto hai vinto? Hai perso. Ho vinto. Hai vinto. Ecco qua. Allora, ok, va bene. Hai vinto. Non è Luca, quel Luca. Luca è Giundelli. Allora, invece, postazioni streaming. Tocca a me giocare. Sì, Mauo, dov'è Mauo? Mauo alla cassa. Mauo alla cassa. Maurizio, Mauo? Mauo! Ora mi sento, sono contento. Tocca a me giocare. Attenzione, la strizza. Tocca a te. Ah, però io faccio pausa. C'è Mauo contro Orsi in streaming. Ah, ok. E poi... sì, sei uno. Poi toccherebbe a me giocare in teoria. Sì, poi tocca a te. Ah, ok, allora faccio ultimo stream e poi vado. Le altre postazioni sono libere, eh? Ragazzi, Beniamino del pubblico. Ok. Maurizio e Beniamino del pubblico. Comeback King in streaming. Allora, perfetto. Esatto.
zio Kuma. Zio Do contro chi è? Con Joker. Adesso giochi con Elsarin. Elsarin Zio Edo, non possiamo vederla in streaming. Ah, uno dei giochi si sta scaricando, eh. Sì, presente che proprio facciamo Elsarin dettato e base. Zio Kuma dettato. Ah. Comunque, Quella è subito dopo la quando lui finisce, vedi e controllate i joystick. Sono carichi. Schiaccia PS. sta finendo. Con il cavetto, ti do io un cavetto. No, da qui non lo posso scattare. Da là. Ma sei sicuro di questo eroismo? Un incontro tanto che non penso la faccia. Lo volevo io per un incontro e poi tu per E manca una postazione da sistemare. Orsi è un nuovo giocatore, non l'ho mai visto. Sì, Orsi è un nuovo giocatore. Maurizio che non tocca Tekken dall'altro torneo, signori, quindi forse qualcuno di voi sarà infastidito e triste di questa situazione. Un altro Lily player. Deve giocare con Roberto. Mister Tintina deve giocare con Yoshi. Ok, quindi Roberto dov'è? Roberto, giochi con tutti. Mamma mia. Allora, Pucci con Roberto. Quando voi due finite, Attenzione, Orsi sta dando... Sta facendo dei trick. Mister Tintina Mamma mia, Rabbit dropkick. Attenzione. Non so se Orsi abbia Tekken 7, però... Penso abbia almeno giocato a Tekken 6. Mamma mia. Ricordiamo che Maurizio è il comeback king. Sono finito due Lily che muoiono nello stesso momento, importante. Qualcosa sta venendo schiacciato. bisogna far giocare Foyt con Flassio e poi con Beh, Ok. player. No. Tu sei player. Ok. E il whip senza un domani. Mister Tintina deve giocare con Yoshi. Attenzione. Quando loro finiscono. Calcione di Virgina, attenzione. Maglietta arancione qua. Boom. Vediamo Demon. Drop kick dopo il rabbit. La campana wiffata. Vediamo se forse Maurizio sta usando questo round per riscaldamento. Per i futuri. Attenzione, Perfect Electric. Pum pum. Non è sul muro. Dragon kick. I danni. Vediamo. Aiara. Panice da 10. Finisce così DB4. 1-0 per Mauo. Vediamo se ci sarà qualche cambio. Vediamo se ci sarà qualche cambio. No, rivincita. Orsi deve giocare come ha giocato il primo round, che l'ha intraulato Maurizio. Ci piace. La palla toglie 60. Sì, sì, un terzo di barra toglie. Campana. Diciamo nella schiena per non dire altro. Elettrico. Demon. DB4. Dragon kick nell'occhio. Ha fatto malissimo. Non è il whip. Maurizio forse ha ripreso un po' di aia. Ha ripreso un po' di... Ah, peccato. Spazzata. Vediamo. Giù 3. Vediamo. Maurizio di nuovo in difficoltà. Rage drive. Che ricordiamo safe. Però. What a side step. No, lo break in vediamo cosa riesce a fare. È il whip. Mamma mia, dove ha preso questo calcione.
Anche gli antenati sono colpiti probabilmente. Porca miseria. Hanno vibrato un paio di tombe, hanno vibrato sicuro. E il whip. Mamma mia, giù 3. Gli blocca il dash. Mamma mia, la speciale per finire così. Mamma mia, anche un po' di classi alla fine. Mamma mia, pizzeria. Maurizio. E mamma mia, è la parola d'ordine del back to retro di Samassi. Giundela alla cassa, giundela alla cassa. Ah, ok. Guarda che adesso tocca a Jundel Coif, Tu con chi hai giocato? Che hai giocato prima partita? Ah, Carlo, ok. Ah, ok. Adesso Cassius. Mauritius. Adesso Mauro viene qua. viene a sedersi. Mauro, devi fare i commentari. Io... va. Servono Death vedo tu sei alla prima. Allora, Death quando ha finito Edo vieni in partita. Io posso giocare Sì, ma è da vedere. Oh, salve caro. Signori, buonasera da Mauo, buonasera a Samassi, grazie per l'ospitalità. Siamo qui con il secondo Sardinia Summer Clash. E sostituisco l'adesso impegnato Hendrix alla postazione streaming per giocare contro uno del suo girone. Si faccia avanti contro il campione sardo. Forza, dai! Mister Zinzin. Zinzin alla postazione streaming. Sei player 1 Hendrix. Vediamo cosa nuova. Ricordiamo ancora che l'evento è stato possibile anche grazie all'assistenza di Kiko di Computer Point. Ci siamo spostati in massa a Samassi per rendere questo l'evento per adesso con più partecipanti di tutta Tekken Sardegna, ragazzi. Ben 20 partecipanti. direi di tra sì, cui perché per tante fortuna persone e tanti player sia esperti e sia alle prime armi. abbiamo visto la partecipazione sia di player esperti che non sono mai mancati, ma anche di player totalmente nuovi e sconosciuti, e per l'occasione abbiamo anche uno straniero, nel senso che Esatto. qualcuno di Livorno che è qui in vacanza e che è venuto a giocare. Esattamente, il nostro caro Orlando. Quello che ci fa piacere infatti è che vedremo questi tra l'altro in prendono partita fra sempre poco. più spazio e anche più pubblicità, in modo che tutti i player sardi possano essere uniti sotto uno stesso tetto di Tekken Sardegna. Adesso gustiamoci invece il primo match di oggi del campione sardo in carica Hendrix con il suo personaggio ormai di fiducia Kazumi contro Mr. Zinzinna che usa King. Subito aggressivo Zinzinna. Hendrix inizia con il pressing dalla stance. Ricordiamo Kazumi un ottimo PG, un ottimo tra i nuovi PG implementati con appunto una presa splat che non fa mai male, e si aggiudica il primo round. Situazione di studio, bella punizione a voto da parte di Hendrix. King non è ancora riuscito a perforare la difesa di Kazumi. Vediamo, tenta con una comoda 10 ben parata da Andrea. Interrompe flottando, vediamo se riesce a portare a muro. Ce la fa. Oh, Mr. Zinna finalmente. Ottima combo. Sì, esatto, ottima combo che funziona anche bene. Andrea però si è alzato bene, come nuovamente ha fatto, in modo da evitare il secondo colpo. Non riesce a tramutare in juggle ma fa lo stesso danno su impisto. E conclude con una tigre che compare dal cielo. Così. Adesso vediamo se Hendrix farà un clean 3-0 o se Mr. Zinzina riuscirà a capovolgere la situazione. Non schippa la presa con 1+2. Andrea riporta il suo pressing al muro, cerca di riuscire Zinzina. Attenzione, King in Rage ha provato la mossa unblockable Andrea, adesso subisce danno. Potrebbe essere un comeback per Zinzina che connette con l'imparabile. La seconda la whiffa. Grab, resta con 1% di vita. La tigre whiffa lo stesso. Zinzina
non si dà per vinto, potrebbe approfittare di questa situazione. Ricordiamo che quando un personaggio di Tekken 7 entra in rage ha la possibilità di usare o Rage Drive o Rage Art, però sono state inutili in quanto Andrea si porta il primo match da 3-0. Ricordiamo che tutti i match dei gironi sono degli FT2, ovvero che si aggiudica la vittoria il primo giocatore che arriva a vincere 2 match. Dovrebbe essere una rivincita secca, vediamo se Zinzina cambia personaggio. Andrea è costretto ad usare invece Kazumi come il vincitore. Zinzina sta scegliendo e sta chiedendo consiglio. Vediamo se questi consigli saranno ben riposti. Controlliamo ancora. Brian, ottima scelta. Vediamo se Zinzina con Brian riuscirà a portarsi a casa un match. Sicuramente non facile contro Andrea. Stage senza muri, quindi infinito. Vediamo se Zinzina continuerà il pressing della partita scorsa. Ottimo F3 in counter. Para per lo snake edge. Full juggle. Questa farà molto male. Toglie un terzo di barra. Però Zinzina non ci sta. Continua con un piccolo poking. Interrotto bene da Andrea. Danni enormi dall'assenza di Kazumi. E il whip, giusto dirlo come diritto d'autore, di Kazumi, si porta a casa il primo round. Andrea continua a mettere danni con un pressing forsennato. Prova un unblockable. Non entra. Bellissimi Twin Piston. 2-0. Gli manca un round per aggiudicarsi l'FT. Ancora pressing. Ogni round ormai sembra lo stesso. Andrea che non lascia neanche le briciole agli avversari. Vuole vincere con 2 bei 3-0 che faranno capire anche i player più esperti che oggi sarà dura. E finisce qui. 3-0 di Andrea e si aggiudica l'FT per 2-0 contro il Mr. Zinzina. Bravi entrambi, ragazzi. Ragazzi, adesso invece un match quasi da fasi finali. Ve lo regaliamo qua nei pool. The Attadder contro Zio Edo. È un match che abbiamo già visto forse qualche volta. Come PG ha sempre usato Paul e Lily, però oggi ci potrebbe essere una sorpresa di un terzo PG. Staremo a vedere. Vi ricordiamo ancora, ragazzi, che questi sono i gironi. Una volta conclusi, sono 4 gironi da 5 persone ciascuno. Passeranno solo i primi 2 giocatori di ogni girone, per andare poi alle fasi finali. Avremo Kiko anche una loser e una winner, oppure si va secchi? Perfetto, quindi ragazzi vi ricordo che il torneo, dalle fasi finali in poi, non viene perso se si perde una volta sola, ma il player ha un'altra possibilità andando nella loser bracket, che è un torneo parallelo per tutti quelli che hanno una sconfitta, per poter risalire e avere una seconda chance ad arrivare in finalissima.
Pare che i player abbiano stabilito bene gli ordini dei pad. Controlliamo subito se ci sono novità sulle scelte dei vari PG. Zioedo sembra intenzionato a prendere Kuma. E così è, mentre Death sceglie Paul, uno tra i suoi nuovi main. Vi ricordo ancora, ragazzi, che tutti questi match di girone si misurano sulla durata dell'FT2. Il player deve vincere 2 match per potersi aggiudicare l'incontro totale. Notiamo intanto che finalmente è sceso un po' il sole. Sembra che ci sia fresco, ma in realtà ci sono ancora tipo 35 gradi, ma un po' meglio rispetto ai 52 di prima. Non lo potete vedere poi voi da casa, ragazzi, ma c'è una bellissima cornice di pubblico, in quanto stiamo streamando live non su Twitch come al solito, ma qui a San Massi per un evento di gaming, e tantissime persone sono interessate all'evento di Tekken che viene trasmesso su un maxi schermo. Benissimo, ragazzi, iniziamo. Qua siamo nel tempio, uno stage abbastanza famoso per i suoi multipli wall break e rotture anche del pavimento. Zioedo inizia subito con un Hell Sweep da parte di Kuma, che ricordiamo da Tekken 7 gli regala full juggle con anche lo screw. Non si abbassa sul rialzo 3-2 di Paul. Smasher dalla stance. Zioedo fa spazio. Ricordiamo che Kuma è un PG molto peculiare, ha delle mosse stance uniche a se stesso e quindi non è chiaramente un PG ortodosso da affrontare in altrettanto modo. Attenzione che Zioedo forse si porta a casa il primo round con la armor. Death ha provato ad usare la Rage Drive, ma è stata ben parata da Zioedo. Vediamo adesso se Death prenderà il comando del secondo round. Inizia a fare del danno con il poking a Kuma. Sì, è 0-0 ancora il primo match. Ancora l'armor che gli ha concesso il primo round prima. Oh, ragazzi, se entrava questo spegnevamo tutto ed andavamo a casa. Prova l'imparabile Paul che ha whiffato, e vediamo se adesso Zioedo in rage riesce a toccare. Niente, VS4 regala il round a Death. Presa rotta, sempre Smasher punito, anzi bloccato ma non punito. Ancora armor fortissima, credo sia B1. Bel B1-2 da parte di Paul, manda giù, non riesce a concludere la juggle. Incredibile, abbraccio della morte di Kuma. Paul in rage, vediamo se Zioedo riuscirà ad approfittare come prima. Bellissimo DF2-1. Death ha provato il tutto per tutto. Ancora il sweep. Juggle completa, non toglie tantissimo, ma intanto toglie culata, doppia culata, incredibile, ragazzi. Forse Zioedo si porta a casa il primo round, che contro Death è sempre una notizia. Vediamo se riuscirà a chiudere. Ottimo starter basso di Death. No, fallisce la juggle, fallisce la punizione. Sono entrambi in rage adesso. Death usa la rage drive parata, Zioedo invece in rage. Ottimo recupero di Francesco. Ottimo recupero di Death Adder. Due pari. Juggle per Paul. Poteva continuare la muro, ma ha preferito la sicurezza di una gestione di rialzo. Zioedo, dopo aver perso quel round, sembra un attimo abbattuto. Delay è perfect da parte di Death. 3-2. Un match che sembrava nelle mani di Zioedo è passato invece a Death per 3-2. Vediamo se Zioedo continuerà con Kuma oppure attuerà una scelta che potrebbe sorprendere Death. Ci mettete a fianco a loro player 1, quando sei contro di lui player 2. Welcome to the King of Iron Fist Tournaments, Paul Phoenix.
Deatader è costretto a tenere Paul, perché ricordiamo che il vincitore non può fare un cambio di round, di PG. E invece Dioedo ha ripreso Q, ma forse gli serve tanto tempo per pensare a qualche tattica su come affrontare Paul. Ah, ah, ok. Per aggiornarlo che Deatader è a 1 e Dioedo a 0. Parte il secondo match. Deat continua tutta la stringa. Ottimo smasher per punire a vuoto. Demoman non entra del tutto. Situazione di studio. Deat con un FF4 entra. Ottimo FF2-1. Il B1 di Edo invece vediamo che è sempre molto efficace. Ottima mossa. DF2 che entra. Combo di anti-juggle di Deat. Primo round a casa. Dioedo riprova col pressing. Molti whiff che vengono lasciati stare. Ancora bella fase di studio e di scambio capo le Kuma. Presa in counter. Paul che riesce a fare juggle da rialzo 3. Demoman entra. Prova DF2. Hop kick che non viene punito. Una serie di attacchi scoperti che non vengono puniti da entrambi i player. Vediamo adesso situazione di studio molto tesa. Deatader ricordiamo è in vantaggio di round a 0. Adesso 2 round a 0 con B1-2. Vincendo questo round Deat si aggiudicherebbe l'FT2. Vediamo invece se Dioedo non ci sta e vuole portarselo a casa lui. Un VS2 di Kuma punito. Trade dall'assenza di Kuma e Paul. Accumulo di danno da parte di Kuma, giocato molto bene da Dioedo. Armor che comunque ha fatto tantissimo male a Kuma perché Paul è entrato con lo smasher. Deat con cautela, con una rage drive perfetta si porta a casa l'FT2. Bella partita da parte di Deat, bravo anche Dioedo. 2-0. Ragazzi, restate sintonizzati perché un'altra testa di serie di Tekken Sardegna, Koif, giocherà in streaming. Koif, sei in streaming? Alza la maglietta. Problemi tecnici intanto, ce l'abbiamo fatta. Quindi Koif, sinistra. Sinistra. Mentre a destra Meccione. Jundel alla cassa in streaming. Ce l'ho in borsa. Me la potresti passare quella borsa? Sì, grazie. Gentilissimo. Vai Matte. Tipo il calice di salvezza, vai. Matte, assicurati che gli altri pad intanto siano scollegati. Controllo dei pad. Ragazzi, questo è un bellissimo match perché come prima Edo contro Deatader, Koif e Jundel sono due tra i top player sardi. Koif per una continuità di rendimento anche nei tornei a Cagliari, essendo arrivato sempre tra i primi 4. Mentre Jundel è un nuovo player che si sta avvicinando a Tekken Sardegna, validevolissimo.
validissimo magari, che usa Bob solitamente, però usa tanti altri PG. Matteo invece è solito usare 3 PG, Paul, Kazuya e Lily, anche se il suo main è Kazuya. Vediamo un attimo le scelte. Jundel rimane con Bob. Poi lo vediamo indeciso tra il personaggio da scegliere. Ci sta pensando. E va con Kazuya. Scelta che approvo. Ragazzi, assistite a questo match che secondo me ha la potenzialità per essere uno dei migliori di tutto il torneo, fasi finali comprese. Ricordiamo Koif a sinistra con Kazuya, Jundel a destra con Bob. Sulla distanza dell'FT2, forza ragazzi, fateci divertire. Entrambi i player abbastanza aggressivi anche con il poking, quindi sarà anche un bello scambio da vedere e da analizzare. Entra il 2 di B1, 2 di Kazuya, wall splat, Bob è in difficoltà. Koif mette una pressione assurda, vediamo se Jundel riuscirà ad uscirne. Presa che non viene skippata, 1+2, FF 1+2. Primo round per Koif. Notiamo comunque da parte di entrambi i player un ottimo movimento e un'ottima conoscenza del gioco in quanto sanno punire. Adesso poteva punire meglio la stringa parata di Kazuya, però comunque riesce a convertire il tutto con una presa FF 1+2 entrata. Juggle che non entra di Kazuya, da rialzo 3. Pressing ancora di Koif. Una serie di medi. Il danno è sempre più o meno lo stesso, però l'armor di Bob che crasha anche la rage trap di Kazuya permette a Jundel di pareggiare i conti 1-1. Matteo che ancora subisce l'armor, adesso il sweep di Bob. F3 un block. Anche Bob che prova a pressare Kazuya al muro è comunque un qualcosa di difficile, non punisce l'oppi su Matteo. Attenzione, entra di nuovo FF 1+2. Coda Kiko. Alza un po' l'audio. Facciamo una prova. Ragazzi, intanto che ero assente per un problema tecnico, abbiamo visto che Jundel si è aggiudicato il secondo round dopo invece una rage drive usata da Matteo per trasformarsi in Devil Kazuya, che non ha funzionato. Di nuovo adesso Jundel cerca di recuperare quella vita che Matteo si era conservato per tutto il round e che gli aveva permesso di gestirlo con vantaggi migliori. Invece elettrico su whip, due pari pareggio i conti. Questo è solo il primo match ragazzi e ci sono già emozioni forti. FF3 steppato, B1-2 che entra da parte di Matteo. Ha giocato sulla non troppa commissione di continuare ad attaccare di Jundel. Pressing di Kazuya, D1-2 che per pochissimo non splatta, una valanga di FF4, perfect. Primo match portato a casa da Matteo, Koif, GNP Koif. Vediamo se Jundel con la rivincita avrà capito qualcosa delle tattiche di Matteo, se saprà adattarsi oppure se ancora Matteo avrà la meglio. Parte il match. Non continua il Twin Piston che era entrato con 1. FF4 in counter. Juggle che avvicina Bob al muro. Non ci sta colpo di Reni. Il primo match sì, siamo 1-0 per Koif. Aggiorniamo anche la grafica. Jundel ancora con la presa FF1+2 che ricordiamo permette a Bob di fare una starter. Di fare un starter screw e Juggle completa. E adesso col pressing al muro si porta a casa il primo round. Vediamo. Koif subito aggressivo con FF3. Ancora. Movimento. Entra running 3. Fase di studio in cui però Matteo sta prendendo un leggero lead. Vediamo sotto a destra i nostri due player. Matteo con la barba e gli occhiali
Jundel invece biondino a destra. Non punisce benissimo B1-2, prova a portarsi a casa il round con una presa a 2, viene skippata, si abbassa benissimo sulla stringa completa di Kazuya. Jundel non ci sta, incredibile, serie di bassi parati, FF3 alla fine è entrato, 1 pari. Vediamo che comunque l'ambiente è sempre amichevole, i player tra i vecchi, i più esperti e i nuovi, invece quelli che si stanno appena facendo al gioco, stanno facendo comunità, nel senso che i nuovi chiedono anche info e parti tecniche del gioco come situazioni o altro per poter imparare. Tutto molto bello. Adesso una serie di L-Sweep da parte di Bob. Torniamo qui. Kazuya in rage, è ancora più in rage. Niente, FF2, FF1+2, chiedo scusa, la presa che sta mettendo Matteo in crisi, non riesce a vederla a skipparla. 2-1 per Jundel. Ancora, stessa presa, entra ancora. Kazuya non ci sta, esce dal muro. Prova ancora con FF3, ancora parato da Jundel. DF1-4 a vuoto, Jundel ne approfitta per fare pressing, si porta a casa un leggero vantaggio con la vita, fallisce però la juggle. Prese a vuoto, poteva punire e non ha punito, vediamo se Matteo, ottimo abbassamento, vediamo. Kazuya in rage, panzata di Bob e non si abbassa sul secondo colpo alto. 1 pari. Come vi ho detto prima, questa partita è tra due player molto bravi, quindi la partita può finire in ogni modo possibile. Vediamo se Matteo vuole fare un cambio di personaggio. 39 qui. Dov'è? Eccolo. Allora, devi giocare con zio Edo, che è già seduto qui. Jundel è costretto a scegliere ancora Bob. Vediamo Matteo. Matteo Paul. Paul e Bob. Cambio da Mishima a Paul. Vediamo se sarà la scelta giusta, se ha letto bene il matchup. Bene ragazzi, in ogni caso comunque vada, questo è il loro ultimo match. Vince chi raggiunge le 2 vittorie. Sono entrambe a una, quindi questo sarà il match finale. E si parte. Vediamo se il gioco di Matteo cambierà usando Paul. Studio da parte di entrambi, pochi danni che entrano, però sempre fondamentali. Smasher che non viene punito. Pressing da parte di Paul. Bel basso parato, sempre pressing. Panzata con calcio entra, ottimo Hail Sweep bloccato. Smasher come ender. Presa, se non erro, FF1+2. Primo round per cui. DF2 di Bob che purtroppo non gli concede di fare juggle. Pressing di Bob a muro. Panzata armor ancora, che sembra fare la differenza in questo matchup. B1-2 di Paul. Danno con dei bassi. Entra FF2-1, entra l'1. Spallata. Vediamo che succede. Con pugno generico basso, 2 round a 0 per Paul. Per Koi. Panzata perché ormai Matteo è anche un po' spaventato dalle prese e cerca di abbassarsi per evitarle. Bellissima juggle con Ender come Demolition. Ancora fase di studio, hanno più o meno la stessa vita. Jundel deve fare qualcosa. Deve portarsi a casa questo round. Ah, avesse continuato la combo avrebbe preso tutto il danno. Ottimo, ottimo pressing. 2-1, non è finita. Demoman che entra. Secondo Demoman che non entra. Ottima punizione di Jundel. Danno che entra completo.
Paul che tenta con un up di sorprendere Jundel, niente, ancora FF 1+2 che gli permette di fare full juggle, lo porta a muro ma non gli permette di fare danno aggiuntivo, Karate Chop non entra, Paul non ci sta, Demo in rage, toglie tantissimo. Ottima interruzione di Jundel, 2 pari, può riprendere il match. Ultimo round per entrambi di questo FT2, ragazzi, che vi ho detto da prima era a livello altissimo qua in Sardegna. E non ci stanno smentendo. Ultimo match, ultimo round. Paul tenta di uscire dal pressing, ha leggermente meno vita. Demoman che ristabilisce la parità. Presa skippata da Bob. Ancora Demoman. Smasher, parato. Armor che non viene punita, però entra la presa. Sono più o meno entrambi con la stessa... Incredibile, ragazzi. Match deciso da un rialzo. Koif vince 2-1 contro Jundel, un match che secondo me meritavano di vincere entrambi o non meritava di perdere nessuno. Bravi entrambi, ragazzi, bravi. Ci sei tu adesso, chi? Luca, complimenti. Skip alle prese. Che è grave. No, mi sembra che hai detto che ha fatto la presa generica della schiena. Fa sempre quello. Prima con Andrea potevamo Cioè, però una faccia di Bob per la selezione assomiglia Davvero. Però sempre abitudinza di andare prima. E il suo main allora. Esatto. Bene ragazzi, nella postazione streaming adesso invece abbiamo Druega contro Visco. Vediamo Druega che si sta appena sedendo. A destra invece il suo avversario. Questo è uno tra gli ultimi match dei gironi, ragazzi, perché stiamo andando avanti. Ricordiamo che Druega, detto chiamato Chicco dagli amici, è a capo di Computer Point, che ci hanno fatto questo servizio appunto anche di streaming qui a San Massi, e lo ringraziamo tutti. Ripassiamo alla visuale main. Abbiamo Akuma contro Eddie, Druega contro Visco, sempre FT2. Ricordiamo Akuma PG nuovo, è stato inserito proprio ora in Tekken 7 secondo una storyline, mentre Eddie ormai è un PG storico di Tekken, cioè da Tekken 3. Vediamo però intanto, ci sono delle difficoltà per impostare i controller, forse si sono dimenticati di farlo prima. Se per entrambi i player non ci sono problemi, come hanno fatto adesso, lo possono sistemare durante il match. Quello che hanno perso sono 2 secondi puri di round. Sono impazzato per... E il match è partito. Akuma con le sue meccaniche è un PG che un po' ha stravolto Tekken 7, in quanto è un personaggio che viene da un altro videogioco, ovvero Street Fighter, e ha portato appunto le sue meccaniche uniche per questo PG e non condividibili dagli altri personaggi di Tekken, quindi necessita un modo tutto suo per essere affrontato. Vediamo che intanto Visco riesce a mandare in rage Akuma, rage art di Akuma che entra. Non ne sono convinto, ma dovrebbe uccidere. Sì. La rage art di Akuma ricordiamo che è una di quelle che toglie di più in tutto il gioco, che permette a Kiko di portarsi a casa del primo round. Ancora pressing di Visco. Ragazzi, chiedo scusa, ma non avendo Tekken 7 e non avendo mai giocato a Street Fighter... Sì, per favore. Ragazzi, mi raggiunge qui al commento Koif, che essendo anche lui un player di Street Fighter mi può dare consigli tecnici per Akuma. Facciamo un commento proprio alla calcio. Sì, vai che ci sei. Cosa ci puoi dire di Akuma?
Qui praticamente questo gioco puoi pulire con le stringhe combo di parte, tipo la copertura è grande eccetera. Puoi fare tranquillamente anche un new show. Che cosa ne pensi tu, Koif, di un PG come Akuma che è stato inserito con le sue meccaniche in Tekken 7? Diciamo che, come tutti i personaggi di Tekken, ha i suoi pregi e i suoi difetti. Akuma è questo. La maggior parte delle combo, cioè, ovviamente non sono combo facili, perché devi dare di input al momento giusto e già devi sì, beh, super trollato. Primo match per Druega. Allora, cosa succede? Succede questo, lo scaling di Akuma, avendo come combo colpi che stanno in stand, non esiste fino a quando lo mandi in gioco, cioè in combo a te. E cosa succede con la combo? Lì fa lo scaling, ma non ha molti colpi da mettere sullo scaling, per questo. Il problema è quando arriva a Muro, perché ha lo Shoryu che la prende. Ha, diciamo, molte più scelte. E tanti di quel personaggio perché racconti tipo di uno 4 la stessa proprietà. Perfetto, Matteo, grazie. Vediamo intanto che Kiko, anche se in rage, cerca di poter staccare il round. Qui vorremmo aggiornare il punteggio, ce l'abbiamo fatta. Ok. Però primo round per Visco. Questo è uno Shoryuken. Allora, guarda, che è forte perché una bellezza, credit, vista per 3, rispetto a uno Shoryuken fatto con quadrato, quindi col regole. Io ricordare che forse per la prima volta fino adesso sono il sinistro che non è lo stesso. Esatto. C'è Ma in base a non sono speculari, perché il pugno debole ti dico sì. Ok. Bellissimo. Io vi ripeto, purtroppo non ho ancora mai giocato a Street Fighter, ma sì, Visco intanto con una capoeira molto aggressiva, tipica degli ED player all'inizio, sta mettendo in seria difficoltà Druega, che con Akuma tenta di ristabilire con un po' più di tecnica. Attenzione, parata. 2-1, potrebbe essere una rimonta. Starter basso che non viene però massimizzato. Sì, sono molto concentrato perché questa è una fase critica del match. Arreca danno del chip damage che intanto però sommato e si porta a casa il match Visco. Mi viene da dire Vasco. Aggiungiamo il punteggio 1-1. Ultimo match, ragazzi. Chi vince questo ha vinto l'FT e prenderà i punti necessari da accumulare per andare verso le fasi finali. Ragazzi, allontanatevi dalla postazione streaming che gli state mettendo un po' di pressione così attorno. Grazie. Ricordiamo che c'è un maxi schermo in piazza San Massi per poter vedere. Siamo all'inferno. Intanto, esatto.
Intanto Kiko recupera un round, Druaga si porta sull'1 pari. Vediamo se sarà l'inizio di un full comeback. Bravo. Qua un delayed VS44. Prende in counter un launcher di Eddie, rialzo 4, round a casa. Vincendo questo round Kiko si porterebbe a casa l'FT. Parte bene. Questa fa malissimo, ha tolto metà barra. Shoryuken a vuoto. Qui intanto fanno i trapezzisti sia Akuma che Eddie. Recupero di Visco che però essendo in rage usa la rage drive. Manda in rage Akuma adesso a sua volta. Incredibile. Con le spalle al muro Visco ha fatto un recuperone. Ultimo round per tutti ragazzi. 1 pari, ultimo round, bellissimo. Cosa sta facendo adesso Akuma Koi? Da lì hai 50 con annessa presa, annesso sì, hai 3 e tiri 3 traccia. Esatto ragazzi, attenzione, In aria non entra la rage e si aggiudica l'effettivo Visco. coraggioso. Bravi ragazzi, bravi entrambi, bellissimo match. Allora dovete venire qua. Devo avere un paio di Orsi userà Panda Okuma. Io devi giocare devo fare altri 2. quanto andarci, manco il farò. TVZ39 quanto hai fatto? È stato stupido. Guarda, mi spiace. Giovanetti mi sa che io Sì? Bob Lars. Allora, TVZ39 e Giobbe 21. Giobbe più palloso di lui. Raga, proprio battaccone. E lui ha anche il Just Frame Quit. No, dei quelli. qua e adesso stai bene nell'altra postazione poi Matteo ok quanto tempo con lei Un attimo di pausa perché Kiko sta adesso gestendo tutte le postazioni. devi giocare contro Lazio sì lì sì a Matteo di andare lì no mi dico qua Ok ragazzi, stiamo partendo, finalmente tutte le postazioni sono state occupate per continuare e finire questi gironi che sembrano più grandi di quelli danteschi. Di nuovo ancora Druaga che si vuole fare della sconfitta appena rimediata contro Visco, adesso invece affronterà Orsi. Questi nuovi player che abbiamo conosciuto qui a Samassi hanno tanto valore, sono bravi, hanno ottime basi e speriamo che possano continuare la loro avventura barra collaborazione con Tekken Sardegna per allargare per bene il gruppo ed espanderci bene proprio letteralmente in tutta la Sardegna. Stage casuale. Stiamo partendo, sempre ragazzi vi ricordo FT2, lo so che lo ripeto molte volte ma per i nuovi ascoltatori e visualizzatori e spettatori e amatori eccetera eccetera è una cosa che nessuno sa, per noi può essere scontata ma per voi no. Vince
chi si aggiudica 2 match su 3. Quindi abbiamo 2 PG femmina, Nina e Lily. Nina alla vostra sinistra, Lily a destra. Nina che viene usata da Druega, Orsi invece usa Lily. Fase di studio in cui viene arrecato poco danno proprio per capire le scoperture del proprio avversario ed approfittarne. Per ora Druega con un ottimo starter di 3-2 non riesce a massimizzare la combo, però arreca sempre danno. Si sta portando in vantaggio. Vediamo Orsi adesso con Lily. Presa laterale se non erro. Manda Lily in rage. Vediamo se approfitterà Orsi di questa situazione in cui può arrecare più danno al proprio avversario. Rialzo 4 e finisce con, credo sia un D3. Subito aggressivo Druega. Subisce un bel punishment di Lily. Orsi si sta portando a casa questo round pian piano, con danni arrecati con pazienza. Kiko invece che non riesce come prima a fare la stessa quantità di danno. Adesso con running 3 ce la fa. Pochissima vita. Rage Art, che però non basta, perché aveva troppa poca vita e viene ucciso dal calcio calante di Lily. Ottima interruzione in aria. Kiko come prima col poking sta facendo scendere la barra della vita. Lily ha una reazione di 3-2 che ancora non è entrato. Ottimo screw di Kiko che però non massimizza la juggle, ma si porta sempre a casa dei danni importanti. Anche Lily, grande recupero, perché Lily era già in rage da prima, ma ha portato in rage Nina e non ha dato la possibilità di alzarsi ed approfittarne. 2-1 per Orsi. Vediamo se Druega non ci sta. Orsi continua a mietere danno con Lily dalla media a lunga distanza. Kiko molto paziente qui. Rialzo 4 che entra. Però Orsi col terzo colpo della stringa vince il primo match 1-0. Druega conferma Nina e si arriva subito alla rivincita. Si parte. Attenzione, per la prima volta il 2 del D3-2 entra. Vediamo se riesce a portare a muro. No, non è andato abbastanza in profondità con il dash. Kiko che ha le giuste idee ma non sembra ancora essere a suo agio, forse con la postazione, perché noto che sono proprio problemi di leggerissima distanza. Attenzione, 1-0. Fa malissimo questa combo intera. Lily con le stesse mosse che stanno funzionando e giustamente Orsi ne approfitta. Ci raggiunge intanto al commento tecnico Jundel, reduce dalla sua vittoria prima contro cui fa l'ultimo respiro. Anzi no, hai perso prima contro Matteo. Ah giusto, perché era talmente testa a testa quel match che non mi ricordo chi ha vinto, perché per me avete vinto entrambi. Attenzione intanto che Druega cerca di nuovo di portare Lily al muro per chiudere le sue scelte. Orsi tenta di uscire. Druega non glielo permette. Serie di bassi che tolgono tantissimo. VS1 e secondo match aggiudicato da Druega, 1 pari. Adesso chi vincerà quest'ultimo match si porterà a casa la partita completa. Partono subito con la rivincita, sicuri dei propri personaggi. Jundel, tu usi uno di questi personaggi? Okay. Ragazzi, neanche io gioco da Tekken 5/6, non ho mai usato un personaggio femmina. Mai. È una questione di scelte, quindi io mi trovo anche abbastanza carente a livello tecnico su questi PG, però il giusto da sapere. Attenzione, dovrebbe entrare la Rage Art, e infatti è così.
E Druega si porta a casa con questo spettacolare Rage Art di Nina, il primo round dell'ultimo match. Una Rage Art poi molto breve, dura 56 secondi circa. Di lì di qualcosina, ma... Ottimo DF2 sul whiff di Lili. Si porta avanti Druega, vuole chiudere la pratica. Ricordiamo che adesso questo launcher basso, questo orbital basso diciamo, questa spazzata di Lili che non aveva più lanciato da Tekken Tag 2, torna a lanciare in Tekken 7. Attenzione, poteva punire qua e chiudere la pratica Druega, che invece regala un round a Orsi. Ricordiamo che la cosiddetta candela di Lili si scopre di 8000 frame, uguali a 3 ore tipo. Come prima, Druega pressa Orsi. Gli attacchi di Orsi non vanno a segno. Da media distanza Druega continua a dare care danno. Orsi non ci sta, sempre con il terzo colpo della stringa che usa sempre. Niente da fare, ottimo basso da parte di Druega, 2-1. Questo può essere l'ultimo round. Entra allo starter. Full juggle di Druega che però non conclude con l'ender a muro. Prova a far entrare D3-2, ci riesce. Entra la spazzata di Lili, non ne approfitta. Poteva punire ma non ce la fa Druega. Vediamo. Orsi sta tentando il comeback. Niente, viene preso in counter con D3-2. E Druega vince 2-1. Complimenti, ricordiamo che Orsi è un player che ha giocato per la prima volta con Druega e già grandi amici, come è giusto che sia tra player sardi. Druega è appena tornato. Stiamo aggiornando i tabelloni e vediamo adesso che andrà a giocare in streaming. Jundel ci lascia al commentary perché deve tornare a giocare. Pensavo di aver appena incontrato e allora, dov'è Orsi? Con Visco non si presenta. Visco adesso dovrà affrontare Orsi per lo stesso girone di Druega. Tanto Jundel cerca il suo avversario. Kiko, No, qui si stanno sedendo Orsi e Visco. alla postazione streaming? Lì. Ah, ok. Tu sei 2. Allora, nella postazione streaming, tu sei tu. Oh, op bacco, come dice Abbatantuono. Ci sono io adesso, Mau alla postazione streaming, quindi ragazzi lascio il commentary a chi vorrà sostituirmi. Dov'è? Richiamiamo Hendrix al commentary. Hendrix al commentary. Io devo farne una. Ah? Prima ho fatto dopo che mi giù. No, devi finire, hai già finito. No, vabbè, io... Siediti, hai finito, siediti. Sì. Stavo leggendo di quello qui. Ok, sono tornato. Ho vinto tutti i miei gironi, si scopre. Pensate di voler fare un'altra partita? Druega Mauo, attenzione! Ricordo, attenzione ragazzi, cioè mica
Vediamo un po' il testing definitivo per Druega, che secondo me deve usare Akuma. Akuma. Ho cambiato dopo aver perso. Vediamo. Le faccione. Fair play is the way. Druega Mauo. Attenzione. L'emozione non ha voce. Mauo ovviamente usa il suo fedelissimo Katsuya. Druega usa Nina. Vediamo cosa riuscirà a fare. Spacing ottimo dal tutte e due. 3 che prende across the map. Poking tutti alti. Giù uno, wiffato. DB4 parato. Poteva punire. Bella. Bassi. Giù 3 da Coricato. E il whip. In contrattacco il launcher farà malissimo. Bello. No! Non pulisce sul muro. No. What lo side step? No. Unsafe. Calcione che prende across the map. Ha preso direttamente a casa sua con la porta chiusa. Questo calcio, Dio santo. Avanti 23. Non correte. Riesce a rialzarsi benissimo. Bellissimo. Vediamo se riesce a connettere al muro. Va bene lo stesso. Metavizza se ne va così. B. Basso. Vantaggio frame, si è basso sul secondo. Farà malissimo. Un terzo di vita se ne va così. Equilibrato questo round. Contrattacco. Medio, safe, B1. Rage dive, mamma mia. Perry sul rage dive. Che caspio è successo? L'imbarazzo. Basso, medio. Poteva Resin 2, non entrava. Cerca il ridazzo Lukemi bello, ci riesce. Unsafe da 10. Resin 3. Bellissimo in contrattacco. Vediamo se riuscirà a ottimizzare. Va bene così. E il whip. Medio. Unsafe da Tsunami. Pretenzioso. Unsafe da tutto l'universo quello. 2-1. Il contrattacco fa male. Peft! No! Non riesce a ottimizzare, peccato. Cosa evitato. Un calcio nell'ano di basso. Aia Demon. Giù 2, across the map. I danni. Sembra la vecchia. What a block. Non riesce a connettere. Rage è diventato. Ci sono dei momenti di cose. Due pari. Maurizio, ricordiamo, è arrivato in finale nello scorso torneo. I danni. L'onestà di Nina. Punisce benissimo il whiff. No, droppa. Sale Tsunami, craccata. Gli ha mangiato. No, non trova. Uno ha connesso un pad. Si continua. Qualcuno mi dica che caspio è successo. C'è l'esilio per chi ha sbagliato. Launcher, droppa. Poteva wiffare, punire il whiff, non ci riesce. Avanti 4, peccato. Era già più onesto per la storia del casino, però. Che cazzarola. Attenzione per il pad. È uno di quei, cioè quello là per forza. Uno forse è quello là. L'imbarazzo è palpabile. Vediamo se Druelga riuscirà a recuperare. Demon, non punisce. Punisce invece Mauo. E il whip. In contrattacco Launcher farà malissimo. Droppa l'ultimo colpo. 4 Launcher. Non lo sfrutta. Va bene così. What a side step. Farà malissimo. Come si chiama quel dottore che aggiusta le schiene? Perché penso che cazzo gli abbia quella laurea. Mamma mia. In gola gli è entrato questo elettrico. Vabbè. Electric City. Sta tipo illuminando tutta una città con questi fulmini. Non è il dubbio elettrico. Dragon Uppercut. Bella. Poteva punire mi sa là.
Calcio in testa che comunque... Sente, sono 3 colpi, entra, cacchio. No! Questo è DF4, se non sbaglio. Sì. 2, vediamo se riuscirà a risalire. Mamma mia, ha mangiato un altro. Il whip, mi dicono dalla regia che non va peggiato l'elettrico, ma lo diciamo la Tekken 2, quindi... Vabbè, va bene così. La Rada sa e non fa nulla per opporsi. Sente il perfect. Druega non glielo lascia questa soddisfazione. Hadouken. No! Sprinky che mi sembra che mi aveva frenato. Peccato. Maurizio 2-0. Druega che fa cagare i mattoni comunque al suo avversario. Oh, ma gli elettrici di cattiveria me li dici? Che schifo! Che lezzo! Mamma mia. Qualcuno ha sentito GDCR, ha detto bravo. Ha perso, quindi Luca non c'è. Ah, ecco chi è Luca. Bene, Classio e Toif hanno giocato. Cassius chi è Cassius? Trovatemi Coif. Classio ha giocato con Matteo, con voi. Dov'è Ha Matt? giocato con Classio. Ok. Aveva finito? Io mi sono perso in una discussione turca. Quindi passano veramente i primi 3. Finiremo domani mattina, A luna. Non lo so se riusciamo a finirlo. Lo continuiamo a fare. Lo mettiamo in pausa. Perché passano i 3? Perché passano 3? Top 8 onesto. Ma passa nessuno. Finito già. Champions League. Hanno vinto tutti per il primo posto. Tutte sempre vincenti. Cosa l'ho fatto? Hai perso contro Matteo. 2-2 all'ultimo. Sei arrivato secondo però. Ah, Io avevo Roberto, avevo Yoshi nel full girone, bellissimo. Quando è che non sono nel girone? Adesso nel girone di... Ma con Coif. Io avevo solo Matteo di conosciuto. Cioè di stabile. Ha perso quindi Luca. Non c'è. Cioè, quei terzi secondo me, boh. No, vai, ma Yoshi merita di giocare correndo, Ah, ok, vai. Solo per Yoshi voglio che ci sia fino a 3, top 3 qua. Non l'ho ben capito? Non volevo il primo. Sì, secondo così. Non volevo, prego. Ah, ok. Matteo mi Sì, ma infatti guarda, il vostro girone la chiave. Cioè lui e Yoshi. Sono onesti, cacchio. No, lui mi incammina, no, Gianni Pinotto. Mi stavano facendo cagare i mattoni. Uno del nostro può essere nell'oro. No. Cioè, uno di loro doveva andare in un altro giro, perché un giro secondo me non aveva... C'era solo uno che ha incendiato tutti. Quello di Dazzata, non era il più... Con che aveva detto? Edo? Ok. Sì? Ah, il cazzo io lo conosco, ok. Questo è il girone più losco. Il nostro, il girone più losco. Il giro più losco era il mio, grazie che non so qual era la lettera. Tu che hai vinto? Voi due, no, io non vi ho visto la vostra. Tu contro Yoshi. Era il primo. Non me lo ricordo. È successo troppo tempo fa. Perché Catarina? Ha vinto lui con Catarina. Ah. Beh, il secondo PG, non è che l'ha perso. Ah! Mi piace. E mi fai cagare i mattoni con Anna. Con Nina. E con Catarina però vado easy, l'abbiamo vista l'altra volta. Non è contro... Non è un matchup contro... Nina contro Kazumi non va bene? Ah, sì, secondo me sì. Abbiamo tutti vinto 2 volte.
all'interno della nostra tripletta, cioè di noi tre, io ho vinto con Orsi, ok, ma ho perso con te. Tu però hai vinto con Orsi e hai vinto con me, hai perso con Orsi. Per questo serviva il round. Mentre invece c'è chi ha perso tutto e chi ha vinto tutto, quindi loro sono uno passato sicuro e l'altro eliminato sicuramente. Ci sono problemi di gironi, signori? Sì, no, beh, ho fatto Si, solo- si fa un ho round. fatto solo la winner. No, no, un round proprio. Si fa così, gli spareggi sono così. Cazzi tu. Dura un... Chi perde va a sfidare chi è si qualifica per terzo, va direttamente. Perché Yoshi? Allora, Cosa c'entra Yoshi? mentre noi facciamo questa Tanto questo one porcheria, sono finito. iniziate a giocare di là. Di meno. Orsi, tu visto con noi. Giocate. Pareggio. Non dimmi che puoi salire anche tu. No, numeracci. Allora, adesso Che ore sono?